Siamo in Trentino, a riva del Garda, ed esattamente ci troviamo davanti alla splendida rocca medievale che si specchia nelle acque del lago. Oggi, ragazzi, ci aspetta un'escursione assai impegnativa, sia per dislivello che per lunghezza, perché il nostro obiettivo è raggiungere Malcesine, sulla sponda veronese del Garda. Iniziamo la nostra camminata seguendo la ciclopedonale Riva Torbole, che costeggia il lago regalando fin da subito degli scorci memorabili sull'Alto Garda. Lungo il percorso incontriamo il Forte San Nicolò che vedete alle mie spalle, un forte militare austro-ungarico costruito tra il 1860 e il 1861 alle pendici del Monte Brione. Fa parte della cosiddetta Fortezza Riva, il grande sistema difensivo austriaco a presidio del confine con l'Italia. Questo forte aveva una doppia funzione: sbarrare la strada littoranea con un portone di ferro e il controllo sulle acque del lago. Ora attraversiamo il ponte sul fiume Sarca, confine naturale tra Riva e Torbole. E dopo aver camminato per circa 4,5 km siamo giunti a Torbole. Abbiamo percorso un lungo lago scenografico, tutto su un percorso dedicato e in piena sicurezza. Fin qui è stato solo un semplice riscaldamento. Adesso la musica cambia, dobbiamo portarci a 1162 metri, il punto più elevato dell'intera giornata. Bene, adesso andiamo in direzione Nago e seguiamo l'indicazione scalinata. Siete pronti? Andiamo! I built castles in the sand. When I was young, I'd watch them crumble in my hands. Inizia il sentiero. But now I'm older and La colazione ci ha dato una botta di energia e siamo arrivati al parco Le Busatte, un'area verde ben attrezzata, apprezzata soprattutto dalle famiglie con bambini, grazie ai percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi. Lasciamo il parco delle Busatte e noi continuiamo a salire.
watching galaxies collide, the moon and stars by candlelight. I see your face and know we can face them all together. So baby, I wanna look in those eyes forever. Arrivati al capitello San Giuseppe, teniamo la destra e continuiamo per un tratto sul segnavia 601. Il sentiero 601 è uno dei percorsi storici di questo versante del Monte Baldo ed è stato percorso durante la Prima Guerra Mondiale dalle truppe di entrambi gli schieramenti. I see the waves against the shore. I see an ever-open door. I see a home that's glowing warm through any weather. I'm watching galaxies collide, the moon and stars by candlelight. I see your face and know we can face them all together. So baby, Abbiamo guadagnato quota, siamo a circa 600 metri. E qui abbiamo incontrato un primo punto panoramico meraviglioso su Torbole, riva e il lago. Ritroviamo il segnavia 601 e lo riprendiamo per dirigerci verso la Madonna del Faggio. Abbiamo raggiunto la chiesetta della Madonna del Faggio, una chiesetta costruita come memoria perenne di tutti i caduti del Baldo durante la Prima Guerra Mondiale. Questo versante fu teatro di scontri tra le truppe italiane e austro-ungariche e sentieri come quello che stiamo percorrendo erano una volta delle mulattiere di guerra. Piccolo spuntino e adesso continuiamo verso il Bight della Selva. Ecco qui il Bight della Selva, siamo a 1084 metri di quota, quindi da Torbole sin qui abbiamo fatto quasi 1000 metri di dislivello e possiamo dire che nelle gambe si sentono. Teniamo duro, dobbiamo salire ancora di poco, il traguardo in quota è vicino, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il punto più alto del giro, siamo a 1162 metri di quota. Adesso abbandoniamo la strada del Bight della Selva ed imbocchiamo in discesa la bassa via del Garda. E ora si scende. Siamo scesi di circa 100 metri e siamo saliti su questo dosso, il dosso dei Roveri, un balcone naturale che si apre improvvisamente sul lago di Garda. Guardate che spettacolo! È ora di pranzo e ci fermiamo qui per gustarci il nostro panino. È giunto il momento di lasciare Dosso dei Roveri e continuare la nostra camminata in direzione di Dosso Spirano, segnavia numero 6.
Siamo entrati in Val Mastella, dove troviamo i ruderi del ricovero d'Osso Spirano. Da qui dobbiamo passare ancora 3 vallette prima di scendere a Navene e quindi al lago. Val della Bova, Val delle More e Valle dell'Acqua. Quindi è meglio proseguire. Una postazione da Obice. E dopo circa 21 km di cammino siamo sul lungo lago a Navene, piccola frazione sul Garda veronese. Ed ora finalmente un po' di pianura, proseguiamo costeggiando il lago direzione Malcesine. In questo punto il percorso ciclopedonale termina e quindi per continuare la nostra camminata in sicurezza dobbiamo portarci all'interno. Obiettivo raggiunto, siamo arrivati a Malcesine e ci troviamo ai piedi del Castello Scaligero, castello medievale nel cuore della cittadina di Malcesine. L'escursione di oggi è stata lunga e impegnativa, con 1200 metri di dislivello positivo e circa 27 km percorsi, ma con una varietà paesaggistica meravigliosa. Per noi il tratto più bello è stato il lungo lago Riva Torbole. Questa uscita la consigliamo ad escursionisti ben allenati e da fare preferibilmente nelle stagioni primavera-autunno dove le temperature sono clementi. L'estate è sconsigliata, il caldo rende questo percorso ancora più duro. Ed ora come ritorniamo a Riva del Garda? Sicuramente non ripercorreremo la strada dell'andata, ma prendiamo il bus, il 484, che ci conduce fino a Riva del Garda, proprio vicino al nostro parcheggio. Alla prossima!